Un altro femminicidio in Veneto questa mattina a Lonigo, un quarantenne ha ucciso la moglie e il suo connazionale con un colpo di pistola e poi è fuggito. Caccia l'uomo, un serbo. Giallo a Pianezze, un uomo ha trovato gli zii impiccati nel capanno in giardino. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Tra poco gli aggiornamenti in diretta. Nuova ondata di maltempo in Veneto, le zone più colpite da allagamenti e frane, i comuni del quartiere del Piave nel Trevigiano e il Veronese. Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a San Donà di Piave. Nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un centauro di 26 anni, ferito un bambino di 12 anni. Colpo milionario di gioielli a Palazzo Ducale dello scorso gennaio, la polizia avrebbe già individuato la talpa, si tratterebbe di una donna veneziana. Emergenza profughi, ieri a Treviso il vertice tra prefetti dopo la direttiva di Salvini per svuotare il centro di Cona. Al momento la struttura resta aperta, ha detto il prefetto di Venezia Zappalorto. La storia di un 35enne che dalla nascita a causa di un trauma non poteva sorridere. Grazie a un delicato e innovativo intervento chirurgico i medici del Cafoncello gli hanno donato il sorriso. Buongiorno e ben ritrovati in diretta con le informazioni di Antena 3, questa è la nostra prima edizione, la cronaca che avete sentito delle prime ore della giornata di oggi ed è drammatica, con 2 omicidi sui quali si sta indagando. In apertura la caccia all'uomo da questa mattina in corso a Lonigo. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola la moglie di 33 anni e poi è fuggito. Ci aggiorna in diretta Carlo Inghilleri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Lonigo, dove caccia al killer. Un uomo questa mattina ha ucciso la moglie con vari colpi di pistola in mezzo alla strada nella zona industriale ed è poi fuggito facendo perdere le sue tracce. Si tratta di una coppia di servi. I carabinieri del reparto operativo della compagnia di Vicenza stanno setaggiando una vasta zona per intercettare appunto il presunto omicida, un quarantenne che era evaso lo scorso luglio dagli arresti domiciliari, misura disposta dall'autorità giudiziaria per violenze contro la moglie di 33 anni. In precedenza all'uomo era stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna e alla casa di lei ad Orgiano. Dopo una serie di soprusi e di aggressioni, il serbo aveva così dovuto lasciare la casa familiare spostandosi a una decina di chilometri di distanza, ma le aggressioni e gli atteggiamenti violenti a quanto pare contro la compagna erano continuati nonostante il provvedimento cautelativo e in questo modo erano scattati gli arresti domiciliari che il serbo a quanto pare non avrebbe mai ottemperato. Infatti i carabinieri non avevano notizie dell'uomo dallo scorso luglio, non si trovava, non si riusciva a rintracciare, non era a casa sua. Adesso è ricomparso proprio stamani, ha affrontato la moglie che pare stesse andando a lavoro e da lì sarebbe nata una furibonda lite nel corso della quale l'uomo ha esploso vari colpi con una pistola semiautomatica uccidendo la compagna, poi è fuggito a piedi probabilmente per allontanarsi poi in un secondo momento in auto, probabilmente ancora armato, adesso come dicevo è caccia al killer. Sono notizie frammentarie, potrebbero esserci novità nei prossimi minuti, nelle prossime ore, però per il momento e solo per il momento è tutto, quindi restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri. Dovessero esserci novità, torna a collegarti con noi. Adesso da Andrea Zambenedetti ancora nel Vicentino, un altro dramma, Pianezza, una coppia di cinquantenni ritrovati impiccati in casa, a trovarli il nipote, questa la serata di ieri. Andrea, hai novità per noi? Cosa ci racconti? So che hai sentito anche il comandante. Buongiorno Andrea. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, ci troviamo a Pianezza in provincia di Vicenza, appunto, ma parto subito rispondendo alla tua domanda relativa a cosa ci ha detto il comandante. Il comandante dei carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa ha detto che l'ipotesi su cui lavorano gli investigatori in questo momento è quella di un duplice suicidio, o meglio un omicidio in qualche modo con il consenso della vittima e un suicidio. Ieri sera all'interno del capanno di un'abitazione di una villetta a Schiera
sono stati trovati 2 coniugi, i loro nomi Walter Magrin di 58 anni e Paola Bosa di 56. I 2 erano impiccati, uno accanto all'altra. Probabilmente il decesso risale ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. A fare l'accesso nel capanno un familiare che ha immediatamente dato l'allarme e la cui posizione è stata immediatamente chiarita, cioè questa persona non c'entra nulla con la tragedia. Cosa ha spinto i 2 a togliersi la vita? Potrebbero essere stati dei motivi economici, lasciano intendere i carabinieri, una circostanza questa che però fatica a trovare riscontro nella comunità. La coppia infatti era proprietaria di un'abitazione e ne stava realizzando una seconda proprio da lasciare in eredità al figlio, davvero difficile quindi in questo momento penetrare quello che può essere stato il motivo a spingere i 2 coniugi a togliersi la vita. Maggiori dettagli come sempre Ferdinando nell'edizione serale, se non ci sono domande Andrea, non ti risulta abbiano lasciato dunque alcuna comunicazione, un biglietto, no. niente? Va bene. No, le forze dell'ordine ci hanno detto che non hanno lasciato nessun biglietto e questo insomma in qualche modo complica e rende difficile capire cosa possa averli spinti a una scelta così tremenda quanto estrema. Grazie ad Andrea Zambenedetti, dovessero esserci novità anche per te, torniamo a collegarci magari nel corso del telegiornale. Buon lavoro, nuova ondata di maltempo ieri sera nel Veronese che appena 4 giorni fa era stato messo in ginocchio, lo ricorderete, da una bomba d'acqua. Veronese nuovamente in ginocchio a causa del maltempo. Dopo la bomba d'acqua che domenica notte aveva interessato la provincia dal capoluogo alla Valpolicella, ieri sera nuova ondata di maltempo che si è abbattuta in diversi comuni veronesi. I vigili del fuoco fino all'alba di oggi sono stati impegnati per una decina di interventi di prosciugamento e rimozione di alberi pericolanti nella zona nord. L'acqua ha invaso scantinati, cantini, via San Francesco, via Valpolicella, viale del Lavoro, via Casa Zamboni, nelle frazioni di Arbizzano a Negrara. Squadre dei pompieri hanno lavorato con motopompe per prosciugamenti anche via Masprone e Galmani a Verona. Vigili del fuoco poi al lavoro anche per alberi pericolanti sulla sede stradale lungo la statale 62 a Mozzecane a San Giovanni Lupatoto. Appena 4 giorni fa i comuni dell'est e ovest veronese si erano trovati a fare i conti con fiumi di acqua e fango che avevano inondato strade, garage e primi piani di abitazioni, danni ingentissimi anche alle coltivazioni. Per questo evento era stato decretato lo stato di emergenza. Ed è davvero impressionante la quantità d'acqua caduta ieri pomeriggio sulla pedemontana trevigiana, in particolare nel quartiere del Piave. A Farra di Soligo i danni maggiori, le case allagate, frane sulle strade, la brutta avventura di alcuni giovani e della loro auto finita in un canale. Questo era il Rio Farra ieri pomeriggio verso le 19, quando nel quartiere del Piave, in genere in tutta la pedemontana trevigiana, si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Colpite in particolare diverse abitazioni di Farra di Soligo, da dove arrivano le immagini girate dall'assessore Mattia Perencin, subito in azione con la protezione civile e gli alpini della zona. Uno spettacolo per molti cittadini impensabile lungo questo torrente che normalmente è quasi in secca. Una massa d'acqua e di detriti che hanno invaso negozi e scantinati in centro al paese, ma anche in Borgo Grotta e in via dei Cavai. Ma il maltempo ha colpito anche la frazione di Soligo, in particolare le strade che portano a Collagù. Nelle foto le condizioni dell'accesso al colle da sud, con la strada chiusa per lo smottamento. Chiusura della strada anche da nord, in questo caso la furia delle acque ha portato via in più punti la parte sottostante della carreggiabile, lasciando in sospensione solo la soletta di cemento. Per tutta la serata di ieri e sin dalle prime luci dell'alba di oggi si sono protratti gli interventi e i sopralluoghi da parte dell'amministrazione comunale per la quantificazione dei danni, limitati quelli sulle rive del Prosecco con piccoli smottamenti. Infine brutta avventura per dei giovani che durante il nubifragio stavano percorrendo lo stradone da Farra verso Sernaglia. La potenza dell'acqua in discesa verso il bacino di dominazione ha fatto pattinare la loro auto, portandola di peso fuori strada e dentro un fosso, e solo un ponticello, come si vede nella foto, ha evitato che il veicolo prendesse velocità schiantandosi a valle. I giovani, intuendo il pericolo, sono usciti dall'auto prima che questa venisse coperta dalla piena del torrente. Drammatico incidente stradale ieri poco prima delle 18 a San Donà di Piave. Per cause ancora da accertare, un'auto con a bordo una donna e il nipote di 12 anni si è scontrata con una moto. Nel violento impatto ha perso la vita un 26enne di Jesolo che si trovava in sella al
motocicletta. Ferito il bambino che è stato trasportato nel reparto pediatrico dell'ospedale di Padova. I pompieri del locale distaccamento, con l'utilizzo di cesoi e di varicatori idraulici, hanno estratto dall'auto rovesciata su un fianco il bambino e la donna, che sono stati stabilizzati dal personale del SUAM 118. Il minore è stato trasferito in elicottero, la donna in ambulanza al nosocomio di San Donà. Nonostante i soccorsi, il personale medico ha dovuto dichiarare la morte del motociclista, come dicevamo poco fa. Avete visto queste immagini impressionanti. Fanno ancora il giro del web e non solo, invece, le immagini del furto del secolo, o quasi, almeno al Palazzo Ducale nel gennaio scorso. C'è una novità, quella talpa di cui si immaginava l'esistenza sarebbe confermata, ed è una donna veneziana. Ci aggiorna in diretta Tiziana Bolognani. Tiziana. Buongiorno da Venezia. Il quotidiano Il Gazzettino a rivelare oggi che il basista del clamoroso colpo milionario a Palazzo Ducale, dove era esposta la mostra dei tesori del Maharaja, sarebbe una donna incensurata, veneziana doc, già stata individuata dagli investigatori della squadra mobile lagunare. Una insospettabile, secondo gli inquirenti, che sicuramente faceva parte dello staff e che avrebbe agevolato il furto degli orecchini e della spilla preziosi contenuti in una teca lasciata aperta. Resta da capire in che modo la donna possa essere entrata in contatto con la banda, composta da almeno 6 persone, tutte dell'est. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, pochi giorni fa a Venezia ha lasciato intendere che a breve saranno annunciati gli sviluppi delle indagini e che questi saranno sorprendenti. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie Tiziana, ne riparleremo poi nel telegiornale a partire dalle 18:30, in particolare nel corso di quello di Venezia dalle 19. Ora la politica, con i 49 milioni di euro da sequestrare alla Lega. Ieri è arrivata la conferma, come sapete. Sentiamo il commento di Matteo Salvini e poi del segretario D'Arè. Guardi, è una vicenda del passato, spero che la Procura di Genova impegni il suo tempo sul disastro dell'autostrada. Sono assolutamente tranquillo, passo il mio tempo lavorando, stiamo passando notte e giorno per aumentare le espulsioni e allontanare migliaia di indesiderati ospiti da questo paese. È così che reagisce a caldo il leader del Carroccio, Matteo Salvini. La sentenza c'è, un macigno di 49 milioni che si abbatte sulle casse della forza di governo, ma lui non si sposta. Non mi turba minimamente, è un processo che riguarda fatti di 8, 9, 10, 11 anni fa. I processi alla storia non mi affascinano. Se vogliono toglierci tutto, ci tolgano tutto, noi faremo politica tranquillamente, abbiamo gli italiani con noi. La Lega andrà avanti per la sua strada, probabilmente cambierà il codice fiscale, il nome rimane quello e noi andiamo avanti. Questa è una sentenza politica di un magistrato politico e noi continuiamo. D'altra parte è una sentenza contro Matteo Salvini e la forza della Lega che ha in questo momento. Nuovo statuto, soggetto politico e codice fiscale. D'Arè conferma quanto aveva anticipato proprio ai nostri microfoni nei giorni scorsi. Il nome non cambia, come ribadito dal vice premier. C'era una legge a stabilire il dovuto come corrispettivo dei voti ricevuti tra il 2008 e il 2010. Se nella rendicontazione qualcuno ha sbagliato e il riferimento è a Belsito, Bossi e gli altri, paghino loro. Casomai la parte lesa doveva essere quella di Matteo Salvini nei confronti di chi aveva mal gestito il partito prima. Non lo si è fatto proprio per una riconoscenza politica ad Umberto Bossi, il padre fondatore. Intanto tutto confermato anche per la festa regionale, che torna a Treviso per metà ottobre. Sabato e domenica invece inizierà da Roma la petizione popolare per sostenere l'azione del ministro dell'Interno, indagato per sequestro dei migranti. E poi c'è la questione dei migranti, appunto, dei profughi, che non si capisce se lasceranno o meno Cona, come è stato detto anche nei giorni scorsi dallo stesso ministro Salvini. Ieri un vertice a Treviso tra tutti i prefetti del Veneto, alleggerita, chiusa o meno, ma fino a questo momento e allo stato attuale non cambierà nulla, così fanno sapere i prefetti. Cerchiamo di capirne di più con Ilaria Marchiori in diretta da Venezia. Ilaria? Buongiorno da Cona. Per il momento non si smantella nulla, la direttiva ministeriale c'è e dobbiamo prenderne atto, ma prima di prendere qualsiasi decisione voglio consultare l'Avvocatura dello Stato
e nel frattempo tutto rimane così com'è, ovvero Edeco, la cooperativa che gestisce l'hub fino a contrordine. Questo quanto dichiarato dal prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ieri a Treviso durante un vertice con i colleghi di tutta la regione. Sappiamo che l'indicazione del Ministero è chiara, quindi si va verso la chiusura. Zappalorto però prima di eseguire vuole sapere con certezza quale sia la via più corretta da seguire. Per il prefetto infatti fino a prova contraria l'appalto del primo lotto della gestione della base di Cona rimane valido. Non l'ho revocato, ha spiegato, la giudicazione per me rimane valida. Al momento rimaniamo in stand-by, d'accordo anche con gli altri prefetti, continua, la situazione degli hub è analoga ovunque, la differenza con Venezia è che noi abbiamo avuto l'input di alleggerire Cona, però ribadisce che finché non avrà un quadro chiaro sul da farsi non prenderà decisioni. Per il futuro il destino sembra essere già segnato, come avrebbe confidato lo stesso prefetto al sindaco di Cona Alberto Pamphilio. Zappalorto mi ha assicurato che l'intenzione del governo è chiudere Conetta e che insieme ai colleghi delle altre prefetture del Veneto avrebbe concordato un piano di redistribuzione dei richiedenti asilo di Conetta e Bagnoli, ha detto il primo cittadino. Con questo impegno, conclude, a me non resta che attendere. Nel corso dei nostri telegiornali serali avremo ulteriori dichiarazioni proprio dal sindaco di Cona, Alberto Pamphilio. Per ora è tutto, restituisco le linee allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, hai fatto bene infatti ad anticipare proprio l'intervista a Pamphilio, che tra poco sarà ospite a ore 13. Intanto pronti a cedere le quote della società al Ministero dell'Interno, a parlare è Marinese, numero 1 della società che gestisce il centro di accoglienza migranti di Treviso e Oderzo e che tra l'altro nel bando aveva vinto anche la gestione di Cona, ora sospesa. Vediamo cosa dice. Faccio la proposta di girare le quote della mia azienda a costo zero all'ente pubblico che mi verrà indicato per continuare nel percorso già tracciato. All'interno della nostra azienda ci sono professionalità importanti, quindi riteniamo che possano essere al servizio dell'interesse pubblico senza trovare un compromesso su quelli che sono i servizi. Mittente della proposta la società che gestisce le strutture di accoglienza dell'ex caserma Serena a Treviso, dell'ex caserma Zanusso a Oderzo e che ha vinto il bando per la gestione dell'hub di Cona. Destinatario il Viminale. È la risposta chiara alla lettera indirizzata ai prefetti dal Ministero dell'Interno, cioè la revoca di affidamenti e gare per i centri di accoglienza straordinaria. Siamo stanchi, dice Marinese, di essere accostati a mondi grigi e di sentir parlare di business dell'immigrazione. È l'ora che sia lo Stato a gestire l'azienda, ma nessun intento polemico. Secondo me il Ministro ha ragione, il nuovo decreto sicurezza che gli ho visto decantare, in molte parti mi trovo d'accordo, io non ho la tessera di un partito né dell'altro, io sono un tecnico, ritengo che la sua volontà di gestire l'accoglienza a costi certi si possa fare, a costi bassi si possa fare e si possa fare bene, pertanto avrei piacere di poter mettere a disposizione la realtà da noi creata, le professionalità in essa contenuti di un interesse pubblico, quindi eliminando ogni e qualsivoglia polemica. Tagliare i costi? Si può, ma serve l'esperienza di chi sul campo sa come muoversi. La nostra realtà già gestisce da anni a 27,85 € decurtati del pocket money, 25 euro, alcune strutture, tra cui la caserma Serena di Treviso. Non si è mai fatto un compromesso sui servizi. Noi riteniamo che il Ministro dell'Interno abbia ragione, che si possa fare accoglienza a 25 euro, che quindi noi l'abbiamo sempre fatta, vorremmo continuare a farla. Ci fermiamo per qualche istante e poi altre novità, vi aspettiamo. Torniamo in diretta alla nostra prima edizione, controlli a tappeto la scorsa notte a Padova, la polizia ha messo in campo una task force di 100 agenti. L'incubo spaccate continua a segnare le nottate padovane. La polizia ha arrestato un senegalese senza fissa dimora, accusato di diversi colpi a locali pubblici, tra cui il caffè Pedrocchi, ma a colpire spesso negozi di abbigliamento e con tutta probabilità anche una banda di professionisti che agisce con modalità diverse rispetto all'arrestato. Le forze dell'ordine continuano intanto una vasta operazione di controllo del territorio. La polizia ha messo in campo la notte scorsa un articolato dispositivo composto da pattuglie per un impiego complessivo di
circa 100 operatori, che ha portato ad arresti, espulsioni e la chiusura per 30 giorni di un bar in zona stazione. Nel corso dell'operazione sono stati identificati 97 stranieri, 17 dei quali per lo più nigeriani, accompagnati in questura. 8 di loro, tutti con precedenti per spaccio, sono stati espulsi. Un tunisino con precedenti per droga ha ricevuto il foglio di via dalla provincia di Padova. In piazzetta Gasparotto sono stati sequestrati circa 200 grammi di marijuana nascosti nelle fioriere. In via Tommaseo, al bar So Caffè, è stato arrestato un 27enne nigeriano definito noto spacciatore e in passato responsabile anche di violenza sessuale, ed è stato denunciato un connazionale trovato in possesso di circa 6 grammi di marijuana nascosta nel calzino. Inoltre, dopo la sospensione per 15 giorni avvenuta a maggio 2017, il questore di Padova ha disposto un'ulteriore chiusura del bar per 30 giorni. La task force della polizia ha infine concentrato l'attività di controllo in via Bernina. Della Treviso Marathon a rischio, a Treviso appunto, abbiamo discusso ieri sera anche a 20:10 con l'appello del PD. Se Conte la vuole salvare, siamo con te, così dice Stefano Pelloni. A giugno 2017 il sindaco Conte, quando era all'opposizione in consiglio comunale, si è battuto dicendo che la Treviso Marathon doveva tornare, era una vergogna, eccetera. Sì, però dopo il sindaco Manildo l'ha fatta tornare, è tornata un anno e il sindaco Conte l'ha mandata via perché ha detto fuori da Piazza dei Signori le manifestazioni sportive. Adesso permettetemi di dire, ma ha davvero senso far entrare in centro le auto dove prima non c'erano e far uscire le manifestazioni sportive? Secondo me no. Oggi ha detto Treviso farà la sua maratona, vabbè, ben venga, io sono con lui, Mario vai avanti, riporta in Piazza dei Signori la Treviso Marathon, che siamo contenti. Ma non le macchine, diceva. Ma non le macchine. Ora vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile. Tutto nasce da un post pubblicato dalla padroncina di un maltesino di appena 2 mesi, lo vedete in questa foto, si chiama Maggie. Bene, la padrona ha raccontato che sabato 1° settembre questo cucciolo è stato rubato nel suo appartamento di Mestre, quindi la disperazione della padrona, che ha diffuso questa notizia e lanciato anche un vero e proprio appello. Sono disperata, sabato 1° settembre mi sono venuti i ladri in casa, mi hanno rubato la mia Maggie, una maltesina di 2 mesi, piccolissima, pesa meno di 1 chilo, probabilmente cercheranno di venderla. Chiunque sentisse di un cucciolo maltese in vendita o un regalo mi faccia sapere, meglio se mi contattate in privato, così la padrona che stiamo ovviamente contattando in questi minuti per l'appello. Taglio del nastro ieri mattina nel porto di Chioggia, sono state inaugurate 2 maxi gru che non hanno uguali sul mercato, orgoglio dell'imprenditoria veneta, e il commento del governatore del Veneto Luca Zaia. Una maxi opera realizzata dall'imprenditoria veneta, 2 gru per il carico e lo scarico delle navi portacontainer presentate nel porto di Chioggia alla presenza di numerose autorità. Un grande momento per il porto di Chioggia, ma non solo per il porto di Chioggia, per l'esempio tipico della grande manifattura italiana, no? Spesso si parla di Made in Italy e si confonde insomma il Made in Italy come se fossero solo scarpe, divani e vestiti. Invece il grande Made in Italy, quello che esportiamo, è questo, la manifattura di grande livello tecnologico, che dimostra insomma che noi siamo non solo un paese che sa fare delle cose belle, sa fare anche delle cose estremamente complicate che vanno poi a servire l'economia e la produzione di altri paesi. No, queste gru andranno al porto di Limassol, a Cipro, insomma, a servire peraltro un altro grande gruppo internazionale. Oltre 100 persone negli ultimi 8 mesi tra tecnici, ingegneri e operai hanno lavorato per arrivare al prodotto finale con successo. Le 2 gru infatti sono le più grandi sul mercato. Un orgoglio dell'imprenditoria veneta, il commento del presidente Zaia al taglio del nastro, dal momento che l'opera è stata realizzata dalla storica azienda padovana Vedeschi, leader nel settore. Per noi è, come dicevo prima, una nuova sfida, cominciamo a entrare nel mondo delle gru e speriamo che questo sia siano le prime di una serie il più lunga possibile. Sono macchine che ingegneristicamente sono molto complicate e pesano più di 1800 tonnellate, quindi 1.800.000 kg e hanno avuto non pochi problemi e da un punto di vista di progettazione, ma anche e soprattutto da un punto di vista di logistica per il montaggio e per il trasporto.
C'è un aggiornamento sulla notizia di apertura, ricorderete la caccia all'uomo di cui vi abbiamo raccontato, un serbo che ha ucciso la moglie al termine dell'ennesima lite, un delitto che si è consumato in auto mentre la stava accompagnando al lavoro. Si è sparato un colpo di pistola in bocca nell'area di servizio di Arino, Venezia, lungo l'autostrada A4. L'uomo che stamani con la stessa arma aveva ucciso la moglie a Lonigo. Notizia di pochissimi istanti fa, i medici che sono intervenuti hanno tentato di tenerlo in vita, hanno deciso il suo trasferimento con un elicottero all'ospedale di Padova, lo si apprende da fonti vicine alla questura di Venezia. Dunque non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni, immaginiamo stia lottando tra la vita e la morte, uccide la moglie e poi fugge, dunque come avete sentito si è sparato un colpo in bocca. Ora la storia di un 35enne che dalla nascita a causa di un trauma non poteva sorridere, un'operazione straordinaria al Cafoncello di Treviso. Sorridere, un gesto che diamo per scontato, che a volte dimentichiamo persino di fare, talmente assorbiti dalla frenesia della quotidianità. Poi c'è chi, da quando è nato, non è mai riuscito ad inarcare le labbra, dando vita a questa espressione del volto. È quanto accaduto ad un 35enne che fino a ieri non ha mai potuto sorridere a causa di un trauma da parto che gli aveva prodotto un deficit irreversibile del nervo facciale. Poi, grazie ad una delicata operazione eseguita dai medici dell'unità di chirurgia plastica e ricostruttiva del Cafoncello di Treviso, diretta dal dottor Giorgio Berna, per l'uomo è iniziata una nuova vita. L'intervento è durato 8 ore, 5 chirurghi contemporaneamente hanno portato a termine un trapianto di muscolo gracile innervato, un'operazione eseguita in pochissimi altri centri nazionali ed europei. Al paziente, ha spiegato il primario Giorgio Berna, è stato prelevato un muscolo dalla coscia ed è stato trasferito con tecnica microchirurgica ai vasi del volto, ad un nervo precedente prelevato dalla gamba e portato a ponte sopra il labbro per condurre l'impulso nervoso dalla parte sana destra alla parte malata. Al termine dell'intervento, ha continuato, il muscolo neotrapiantato ha cominciato a contrarsi, dando nuova vita alla parte del volto rimasta per 35 anni senza espressione. Berna ha anche sottolineato che nei pazienti con questo tipo di lesioni le conseguenze psicologiche sulla vita di relazione sono molto gravi, così come quelle sulla funzionalità oculare o su quella necessaria per bere o mangiare. Da 4 anni nell'ospedale trevigiano c'è un gruppo di medici dedicati a questa patologia. Tornare a sorridere è anche il nome di un gruppo di mutuo aiuto che si è costituito in collaborazione con il reparto per sostenere le persone affette da deficit del nervo facciale, sensibilizzare l'opinione pubblica e divulgare le conoscenze sulla patologia. Ora anche questo 35enne davanti ad una scena divertente o durante una festa in famiglia potrà sorridere. Charlie Chaplin diceva che un giorno senza sorriso è un giorno perso. Auguriamo al nostro amico, ha concluso il dottor Berna, di recuperare al più presto tutto il tempo perso. Bene, solo il tempo di ricordarvi che tra poco con Daniela Gregnanini in collegamento da Padova c'è ore 13, ospiti Alessandro Luigi Bisato, segretario regionale del Partito Democratico, il senatore della Lega Andrea Ostellari e il sindaco di Cona, come avete sentito, Panfilio. Poi si parlerà di migranti, questa sera 20:10 invece con Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Veneto, e vediamo appunto di discutere dei temi di questi giorni, l'attesa per la legge di stabilità e la possibile manifestazione di protesta degli imprenditori. Adesso le previsioni meteo. Grazie, buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Perturbazione atlantica, condizioni di maltempo sul nostro paese, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto un fronte perturbato impatta contro la nostra regione. Sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà infatti molto instabile, con piogge e temporali piuttosto diffusi, localmente anche forti. Fenomeni in attenuazione comunque entro la nottata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 19 e 25 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione il tempo sarà compromesso, con precipitazioni temporalesche diffuse un po' ovunque e localmente anche di moderata intensità. Andrà via via migliorando durante le ore notturne. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 21 e 23 gradi circa.
Infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, la perturbazione non risparmierà nemmeno la nostra regione, dove avremo temporali diffusi per tutta la giornata e localmente anche forti, ma anche in questo caso migliorerà entro le ore notturne. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 24 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.